Carissimi fratelli e sorelle, attraverso il nostro settimanale diocesano L'Azione, attraverso le frequenze di Radio Palazzo Carli, attraverso le frequenze di Tenda TV, desidero raggiungervi con questo messaggio che è contemporaneamente un saluto, ma anche un invito alla speranza, un incoraggiamento. Quest'anno viviamo un Natale assolutamente unico e particolare, un Natale per certi aspetti duro, difficile, segnato dal distanziamento, dalle limitazioni di spostamento che condizionano non solo la nostra possibilità di celebrare la liturgia, ma anche i rapporti familiari, il ritrovarci insieme. Possiamo vivere questo Natale con un senso di tristezza e di malinconia, magari anche con una rabbia o risentimento per questi condizionamenti. E tuttavia, paradossalmente, possiamo vivere questo Natale e questi condizionamenti anche come qualcosa che ci aiuta a cogliere il senso più vero e autentico del Natale. Lo sappiamo. Il Natale è un mistero di povertà e di debolezza estrema. Una mamma che è costretta a partorire la sua creatura in un luogo di fortuna, deponendolo in una mangiatoia, perché, dice il Vangelo, per loro non c'era posto nell'alloggio. Certamente questa situazione non è stata del tutto casuale. Io sono convinto che fa parte della scelta eterna di Dio, la scelta di condividere la situazione dei più poveri e degli ultimi dell'umanità, per dire quanto Dio è vicino ad ogni uomo, anche il più povero, anche quello meno importante, anche quello più bisognoso. Ebbene, proprio questa povertà e questa condivisione possono aiutarci a scoprire quanto Dio ci vuol bene. Possono costituire un messaggio di speranza e di fiducia che ci aiuti a vivere attraversando con fiducia, senza perdere la speranza, questo momento di tribolazione che stiamo vivendo. Buon Natale dunque. Buon Natale, direi ancor di più di altre volte, che la venuta del Signore, il suo mistero di amore e di condivisione della nostra situazione sia per noi fonte di fiducia, di speranza e di coraggio che poi a nostra volta possiamo trasmettere e comunicare agli altri. Un augurio rinnovato a tutti, specialmente ai piccoli, agli anziani, agli ammalati, e a tutti la mia benedizione.